suo trasferimento cade in prossimità delle festività pasquali. Come sempre c'erano gli appelli per trascorrere un ponte festivo sicuro. Quali sono appunto gli accorgimenti che devono seguire chi si mette in viaggio? Con l'occasione voglio fare un appello finale ai miei concittadini, perché io sono di Aragona, sono agrigentino, quindi non solo per Pasqua ma nel proseguo. E voglio dire, voi lo sapete, per me è stata sempre a cuore la sicurezza stradale. La polizia stradale ha un unico obiettivo, riassumendo tutto quello che noi facciamo si riassume in un'unica mission, che è quella di evitare che ci siano incidenti stradali e soprattutto morti sulle strade. Quindi io voglio fare un appello ai miei concittadini di continuare e migliorare ancora ulteriormente su quello, sulla sicurezza stradale. La sicurezza stradale dipende da tutti noi, non basta il lavoro che facciamo noi, non basta il lavoro che fanno tutti gli enti impegnati in questo tema che è la sicurezza stradale, ma è ognuno di noi deve fare il suo, perché, ripeto, 9 incidenti su 10, l'ho sempre detto, voi lo sapete, dipendono dal comportamento umano. Il comportamento umano è decisivo, è un fattore determinante per la sicurezza stradale. Dobbiamo essere prudenti, non dobbiamo distrarci, dobbiamo pensare che gran parte della nostra vita, e non ce ne accorgiamo, passa a volte sui mezzi di comunicazione, in questo caso sulle strade, e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo capire che questo fattore e la nostra vita è in mano a noi stessi sulle nostre strade. E quindi l'appello nel periodo di Pasqua, dove tutti noi faremo la classica gita fuori porta, ci muoveremo di più delle altre giornate, ma l'appello è anche per il futuro di essere molto prudenti e attenti. La vita è importante e quindi le regole che ci sono per il rispetto del codice della strada e tutte le altre regole di prudenza sono fondamentali.